Avete apprezzata la musica? Beh, sappiate che è targata Lux Bar, perché Andrea e tutto il suo staff si occupano di organizzare food truck e bar mobile, il buffet DJ, e questi DJ li possiamo apprezzare come abbiamo fatto adesso, ma adesso ci riconcentriamo su quello che è il mondo del pugilato, perché dopo aver vissuto insieme questi 12 incontri di interregionale giovanile andiamo con 2 hit fuori programma. Il fatto che siano 2 hit significa che combatteranno sulla distanza del 3 riprese da 3 minuti. Accogliamo Damiano Tasinato sul ring, a lui il compito di gestire i prossimi 2 pugili direttamente dalla House of Boxing di Trento. Accogliamo Danneschi Dusan all'angolo, accompagnato da Mikan Bahian, e all'angolo rosso accompagnato dal mitico Jesus Solano, Amin Esadi. 71 kg alla bilancia, 71.2, 72.9 per l'angolo rosso e l'angolo blu. Inizia la prima ripresa. Sveglio? Vediamo le corde!
Trento, avrete notato che combattono senza caschetto, data la loro esperienza. Primi 3 minuti di 9 in programma per questo primo dei due fuori programma in questo 17 settembre qui a Campolongo Maggiore. Lungo weekend targato pugilato, targato New Box 2010. Fuori in secondi. Inizia la seconda ripresa. Tranquillità, bravo. Seconda ripresa è stato suonato tra Ainesat in Cuba Boxe, Danetsky, Dusan, House of Boxing Trento. Fuori in secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa.
Vai a miei tuoi. Bravo, lungo, bravo, Amin, sotto adesso, Amin, sotto! Bravo, Amin, bravo! Bravo, Amin, bravo! Eccolo il gol che chiude la terza ripresa, ma che cosa abbiamo visto? Ma che incontro abbiamo visto? Ma io mi auguro davvero che ci sia la possibilità di rivedere la registrazione. Porca miseria, che 9 minuti intensissimi. Vabbè, se avete un polmone in più con dei vostri, credo che potrete funzionare come 4 dei nostri. Congratulazioni davvero a Minesa di Nanneschi Lucian per lo spettacolo che ci hanno fatto vivere. Bello, 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 alla faccia del fuori programma. Vero Patrizia? Notevolissimo, notevolissimo. Complimenti, posso chiedere al pubblico presente un applauso per entrambi? Ancora prima di conoscere il verdetto, comunque sia, è stato un bellissimo incontro, davvero. Andiamo allora dalla commissaria di riunione, la dottoressa Cristina Dadiello, che ha in mano i cartellini degli arbitri, che mi ricordo sono Marco Zanatta, Giovanni Federico, Sergio Petesco e sul ring Damiano Tassinato. Ha vinto questo 13° incontro, primo fuori programma, ai punti l'angolo rosso, Amin Esari Box. E vengono consegnate le medaglie in ricordo, ma io credo che la medaglia più grossa la dobbiamo a chi ha organizzato questo incontro davvero interessante, davvero 9 minuti belli belli carichi. Complimenti, complimenti a questi due giovani, non più così tanto giovani rispetto a quello che abbiamo visto prima, ma comunque giovani, perché 96 e 95 questi gli anni della loro giovane comunque età, rispetto a noi sempre troppo, però diciamo andiamo pure avanti perché è bello 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 incontro, ci è piaciuto. Procediamo con l'ultimo fuori programma, il secondo incontro come fuori programma in previsione di quello che sarà il prossimo appuntamento targato New Box 2010. Quando? Lo hai già in programma? No, sarà una sorpresa, lo comunicheremo tramite Facebook, lo comunicheremo tramite tutti i canali social, ma certamente sarà interessante da vivere insieme a noi. Giovanni Federico monta tra le 16 corde e a lui il compito di la gestione dell'ultimo incontro. Pronti allora per andare a chiamare portabandiera dei colori della pugilistica scaligera, accompagnato da Vitaliano Visconti e Said Tajer, pronti ad accogliere all'angolo blu Mihail Zaboronzi. Un 2001 con 68.300 alla bilancia. E all'angolo rosso, accompagnato da Jesus Solano e da Ruska
pronti ad accogliere Gianni Doria. 68 kg e 200 grammi. Anche loro combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti, la distanza olimpica, come vi ricordo sempre. Anche loro combatteranno senza caschetto e a noi solo il gusto dello spettacolo. Vengono chiamati al centro ring. Ultimi 9 minuti di questo lungo weekend targato New Box 2010. A inizio la prima ripresa. Tutti i colpi lo vanno cambiato. Vorrei giusto così. Uno, due forti avanti. Bravo, Eccolo il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Michael Zavodny, pugilistica scaricera, e Gianni Doria, Cuba Box. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa.
Gianni, 1-2, entra, poi difesa portata. Andiamo, tranquilli. Prepara l'azione, tieni. Domma la mano, vamos, bravo, vieni sulla pettorale. Adesso quando viene tu! Gianni! Bravo, vai tu! Gianni, terzo non vai tu! Eccolo il gong che chiude la seconda ripresa tra Michael Zavolotny e Gianni Doria. E allora in quest'ultimo minuto di pausa, l'ultimo che va a chiudere ufficialmente quello che è stato un lungo weekend targato New Box 2010 con il Memorial Ghirarupolo per quanto riguarda ieri sera, un lungo e piacevole weekend e questo interregionale giovanile e questi due fuori programma davvero avvincenti. Consentitemi di ringraziare una volta di più il commissario di riunione, la signora Cristina Tadiello, gli arbitri Marco Zanatta, Damiano Tasinato, Sergio Petescu e colui che è sul ring Giovanni Federico. Al crono alla mia sinistra il signor Mauro Bellone, il volontari della Croce Verde di Adria e il dottor Francesco Vallese. Per l'ultima volta fuori in secondi. A inizio la terza ed ultima ripresa. Tranquillo, 1-2-1. Tranquillo, respira. Quando viene non mette il peso. Adesso quando viene. Bravo! Dentro il campionato adesso. Adesso buttate dentro, andiamo. Tranquillo! Dentro buttate dentro quando viene. Quando venire adesso metto il gancio sinistro per lo secco. Adesso vedi. Vai avanti.
Non fermarti mai! Non fermarti! Vai! Eccolo il gong che chiude definitivamente questo incontro e questo lungo weekend nel mondo del pugilato. Permettetemi di ringraziare una volta in più Event e ovviamente Deltuani Ecologia, Termoidraulica ed 4M che sono stati i main sponsor di questa lunga avventura targata New Box 2010. Quindi ancora grazie a Leonardo Mizzo e a tutti i suoi tecnici e tutto lo staff, ma soprattutto oggi grazie a tutte le palestre che hanno accettato l'invito sia dalla Romagna che dal Trentino che ovviamente dal Veneto. Credo che la signora Patrizia Guidi sia soddisfatta e felice di quello che abbiamo vissuto in questi 2 giorni a Campolongo Maggiore. Siamo pronti per la lettura dell'ultimo verdetto per quanto riguarda questo secondo fuori programma tra Gianni Doria e Michael Zavorodny, quest'ultimo della pugilistica scaligera, il primo della Cuba Box. E andiamo. Questo incontro termina con un verdetto di parità. Ancora un grande grazie ai campioni intervenuti, al mitico Maurizio Stecca, grazie ancora, grazie Maurizio per tutto quello che è stato fatto. Un saluto speciale a Luca Rigotti che era tra noi e non so, probabilmente è andato negli spogliatoi. Signore e signori, mi pare che sia stato detto tutto, pertanto una buona serata, una buona notte a tutti, Enrico Barasciutti.